Dei 2.040.000 € stanziati dalla Regione per coprire i primi danni del maltempo, buona parte andranno al Bellunese, che è stata una delle aree più colpite del Veneto accanto alla provincia di Treviso. La notizia è stata confermata stamani dopo che ieri a Palazzo Ferrofini è stato approvato l'assestamento di bilancio 2012. È stato il capogruppo regionale del PDL, Dario Bond, il promotore dell'inserimento del contributo a favore dei pronti intervento attivabili sul territorio a seguito dei danni provocati dal maltempo nello scorso fine settimana. Le risorse saranno prelevate dal fondo di riserva per le spese impreviste, che è stato implementato con 1 milione di euro. Una iniezione che consentirà l'avvio dei cantieri prioritari. I soldi andranno direttamente ai geni civili, che potranno così iniziare i lavori in via di urgenza. La situazione più complicata è a Belluno e nell'Alta Marca, spiega Bond. È inevitabile quindi che buona parte delle risorse dovranno arrivare in questi territori. Altro capitolo sono le strade. Il consigliere PDLino auspica che la Giunta si prenda un impegno analogo con Veneto Strade e riesca a trovare le risorse per gli interventi più importanti. In questo momento servono delle risposte tempestive, anche perché alcune situazioni devono essere sanate prima della brutta stagione, altrimenti il rischio è che le cose peggiorino con un aumento di spesa. Lo stesso Bond lunedì scorso era stato protagonista di una serie di incontri e sopralluoghi sul territorio accanto a Nicola Salvatore, dirigente del Genio Civile di Belluno, e ai vertici di Veneto Strade, in particolare l'amministratore delegato Silvano Vernizzi e il responsabile bellunese Sandro D'Agostini.